La Federazione Italiana Medici Pediatri, FIM Sicilia, celebra ad Agrigento, capitale della cultura 2025, e lo fa con il congresso regionale dal titolo Arte, Cultura e Pediatria. In programma da oggi pomeriggio, venerdì a domenica prossima all'Hotel Caos. È proprio il titolo del congresso a custodire i messaggi che, oltre ad Agrigento, capitale della cultura, ci riportano indietro nel tempo, legati a tratti storici e culturali della nostra terra. Il focus sulla multidisciplinarietà, il focus sulle multidisciplinarietà delle cure pediatriche, attualità e prospettive, sarà il tema della tavola rotonda che aprirà pomeriggio i lavori. Il secondo appuntamento con gli specialisti provenienti da ogni dove è fissato alle 9 di sabato. Ad aprire i lavori sarà un tema di grande interesse, la responsabilità civile del pediatra di libera scelta, al quale farà seguito la sezione dedicata alla relazione di cura in pediatria. Quindi alle 10:30 appuntamento con Nascere Sani, un progetto per la salute dell'età fertile ai primi 2 anni di vita. Non può non mancare la sessione dedicata all'offerta vaccinale tra il Piano Nazionale Prevenzione e il calendario per la vita, immediatamente seguita alle 11:45 di sabato dalla sessione dedicata alla profilassi anti-VRS con anticorpo, esiti e impatto dell'intervento nella provincia di Caltanissetta. Alle 15 si discuterà di obesità e sovrappeso, andamento in Sicilia, di obesità sulle complicanze in età pediatrica. Alle 15:45 sarà affrontato il tema ultime novità sul diabete mellito. Spazio anche a un argomento di largo interesse comune: mamma mia, non ho più latte. Quale latte per mio figlio o per mia figlia? Dopo il quale si parlerà di concetti essenziali sul neurosviluppo, prima della pausa caffè. 15 minuti dopo i lavori proseguiranno con la ectoparasitosi, mentre l'ultimo argomento della sezione sarà dedicato alle innovazioni tecnologiche in pediatria. Ultimo appuntamento con arte, cultura e pediatria è in calendario domenica alle ore 9 con la tavola rotonda sul tema La pediatria del futuro. La discussione sui temi trattati anticiperà la chiusura dei lavori prevista per le ore 12 di domenica.